Oggi si celebra la commemorazione di tutti i defunti ed è anche il giorno di San Giusto. Il nome Giusto ha origine latina e significa conforme alla legge. Il 2 novembre ricorre la giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti. Il ruolo chiave dei giornalisti nell'informazione, nel racconto dettagliato di crimini e abusi di potere, li espone a intimidazioni e minacce e, in casi estremi, a torture e omicidi. Si tratta di violazioni particolarmente gravi dei diritti umani che rappresentano un attacco alla democrazia stessa ed è per questo motivo che uno degli obiettivi principali del Piano delle Nazioni Unite per la sicurezza è la creazione di un ambiente sicuro e libero per gli operatori del settore dell'informazione. All'alba di domenica 2 novembre 1975, nei pressi dell'idroscalo di Ostia, viene ritrovato il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini, un delitto efferato di cui si accusa subito un uomo fermato qualche ora prima, indicando un movente a sfondo sessuale. La dinamica dell'omicidio fa emergere però un'altra verità. Ad ammazzarlo sono state più persone e il movente non è quello ipotizzato. Tra archiviazioni e riaperture del caso resta un velo d'ombra sulla morte di un intellettuale considerato scomodo per i suoi tempi. Ma sapete che esistono delle leggi che vengono dette contraddittorie? Partiamo dalla base. Immaginiamo ad esempio di essere in una macchina in movimento. Le macchine che arrivano dalla direzione opposta alla nostra verranno percepite più veloci di quanto lo siano effettivamente. Questo semplice principio non è valido per la luce, che verrà rivelata sempre alla stessa velocità, indipendentemente dall'osservatore. Buona domenica ai 12, in questo clima assolutamente dedicato un po' alla festa, un po' alla ricorrenza dei nostri cari estinti, ecco che la Luna porta appunto la rimembranza congiungendosi a Nettuno e a Saturno, qualcosa di antico, sentimenti solidi, ma soprattutto la gioia di essere vivi e di festeggiare la giornata del sole. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Per voi è una giornata assolutamente piena di grande emozione, proprio perché sembrate così assolutamente spartani, e invece oggi avrete dei pensieri molto dolci e avrete bisogno del partner per condividerli. Toro, per voi è una giornata di grande orgoglio oggi, proprio perché i pianeti sono solidi, i risultati li avete ottenuti e non mi importa delle fatiche in senso assoluto. Urano vuole comunque sobillare Marte ancora in opposizione a crearvi qualche problema? Beh, oramai non ci fate neanche più caso. Gemelli, una giornata un pochino disordinata per voi, perché vorreste fare alcune cose, invece ne farete altre. Dovrete cercare di essere un pochino più d'ascolto rispetto alle cose che vi vengono dette. Cercate di incamerare, non di incassare, ma sicuramente di capire anche le ragioni degli altri, soprattutto quelle del partner. Cancro, per voi la giornata è una giornata splendida. Luna, Saturno e Nettuno intrigono, come se non bastasse si aggiunge anche Marte. E beh, nonostante volete premere su quel Plutone per trasformare le cose, sembra che le stelle vogliano che voi ci riusciate proprio. Leone, per voi la giornata è una giornata un po' pesante, perché la quadratura del Sole con Plutone sembra smorzarsi, quindi siete meno in ansia, meno logorati da una prestazione che in realtà sembra comunque arrivare. Quindi godetevi l'amore e la comunicazione affettiva agli amici, e quindi anche quel Mercurio in quinta casa vi potrà portare delle intriganti comunicazioni messaggistiche. Vergine, a proposito di quel Mercurio intrigante per voi in quadratura, che sembra un po' lasciare andare al caso alcune cose, non è da voi, ma a volte bisogna pure liberarsi, soprattutto perché Luna, Saturno e Nettuno in opposizione oggi vi rendono talmente stanchi che preferirete rimanere a letto.
Bilancia, la giornata oggi è una giornata che vede ancora Venere in quadratura con Giove. Questa situazione planetaria sembra non portare grossi vantaggi, proprio perché è una Venere che vuole portare acqua al suo mulino e che vorrebbe un po' di attenzione per sé. Non c'è niente di male, il punto è che bisogna avere reciprocità nel rapporto e questa è una responsabilità del partner. Scorpione. Il Sole oggi sembra un po' meno arrabbiato proprio perché si sta sciogliendo dalla quadratura con Plutone, quindi avrete questo effetto un po' sedante per tutto quello che riguarda i sentimenti e le passioni. Oggi sono un po' confuse e convulse, oggi siete un po' a metà tra le emozioni forti e una gran voglia di riflettere dentro voi stessi in dei giorni così speciali che per voi hanno un significato particolare. Sagittario. Per voi la giornata oggi è strapiena di tantissime cose belle, soprattutto perché Mercurio nei vostri gradi sembra dialogare benissimo con lo stellium che si forma in pesci, per cui avrà Nettuno, Saturno e la Luna dalla sua Giove, il vostro pianeta, forma dei poderosi aspetti. Che dirvi, Sagittario, esprimetevi più che potete. Capricorno, una giornata oggi piena di grande pienezza sentimentale perché la Luna si congiunge al vostro astro, a Saturno e anche a Nettuno. C'è qualcosa di magico oggi per voi, soprattutto un sapore antico e degli affetti solidi e profondi che mai dimenticherete. Acquario, per voi la giornata oggi è una giornata assolutamente di riflessione. Oggi sarete un po' santoni nello zodiaco, un po' con una promessa di liberazione dei sensi e di quello che avete bisogno nel profondo, proprio perché siete stati molto provati, ora avete bisogno di liberarvi e invece molto più leggere e serene. Prendete il volo. Pesci, la giornata oggi per voi è una giornata particolarissima. La Luna si congiunge a Saturno e a Nettuno nei vostri gradi, creando dei trigoni con tutto lo zodiaco. Oggi siete il segno più sensibile e universalmente riconosciuto come tale. Oggi sarete capaci di accogliere dentro di voi ogni forma di emozione e di amore. Johnny Campbell, giovane studente di medicina all'Università del Minnesota, è entrato nella storia il 2 novembre del 1898 per aver dato vita al fenomeno del cheerleading, l'esibizione tra ginnastica e danza che precede gli incontri sportivi, oggi considerato uno sport a tutti gli effetti con gare specifiche. In inglese alcuni concetti si possono esprimere con poche semplici parole. È il caso di so far so good, che si utilizza in situazioni in cui è bene essere cauti prima di cantar vittoria. In italiano possiamo renderlo con fin qui tutto bene. Il matto del giorno è San Malachia. Il suo nome è legato alle profezie sui papi, elaborate durante un viaggio a Roma nel 1139. Consistono in 111 brevi motti in latino che identificherebbero altrettanti pontefici. Ci sono molti dubbi sulla sua autenticità. Non mancano tuttavia sostenitori del mistero Malachia. Attenzione però, perché seguendo il testo profetico, l'attuale pontefice sarebbe il penultimo della lista. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se dentro di te conservi anche un solo sorriso, donalo alle persone che ami. E quindi quale occasione migliore per ricordarci di rivolgere sempre un sorriso alle persone che abbiamo al nostro fianco, al lavoro o a casa. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.